Il 2018 è l'anno della verità per i comitati separatisti che continuano la loro battaglia per i due comuni di Venezia e di Mestre. Il governatore Luca Zaia rinnova loro la promessa: la regione farà tutto quanto in suo potere per celebrare il prima possibile il quinto referendum. Noi chiediamo che ci sia ovviamente l'Election Day, so che ci sono dei ricorsi in piedi, ci sarà molto da capire e affronteremo anche questo dossier. Tempi stretti anche per la trattativa sull'autonomia del Veneto con il governo ormai in scadenza. Con questo esecutivo, spiega Zaia, dobbiamo chiudere una preintesa quadro che ci consente di fissare un punto dal quale non si possa più arretrare. Io spero che già il primo mese dell'anno, che è questo, che è gennaio, ci permetta di firmare un buon accordo con l'attuale governo in maniera tale che si tracci una roadmap, si definiscano criteri, modalità e tempistiche per quelli che arrivano dopo e quindi ben venga anche il fatto che si metta una pietra miliare, un punto fisso per la trattativa. Sarà invece un esercizio inutile per il forzista Renato Brunetta, secondo il quale tutto sarà rinviato al nuovo governo, che per rendere possibile una vera autonomia dovrà cambiare la Costituzione, cosa che secondo l'ex candidato sindaco di Venezia avverrà certamente in caso di vittoria del centrodestra. Io condivido il fatto che la madre di tutte le battaglie sarebbe quella di cambiare la Costituzione, però è pur vero che oggi abbiamo il terzo comma dell'articolo 116 che ci permette a Costituzione invariata di negoziare su 23 materie. Io direi di approfittare di tutti e due i fronti, finché non arriva una modifica di Costituzione portiamoci a casa le 23 materie e le tasse dei veneti, poi se arriva la Costituzione ci fanno diventare autonomissimi e a livello di Stati Uniti, ben venga.